La Madonna di Medjugorje rivela: ecco cosa vi accadrà al momento della morte. Salve a tutti carissimi, oggi volevo parlarvi di quanto detto dalla Madonna di Medjugorje circa il momento del trapasso, no? Che riguarderà ognuno di noi, che ha già riguardato purtroppo anche molti dei nostri cari. E la Madonna, ecco, ha rivelato in diversi messaggi che cosa succederà, cosa succede in quel momento, e ha parlato anche poi della sorte dell'anima, di che cosa vedrà l'anima a seconda se andrà nell'inferno, nel purgatorio oppure nel paradiso. Ecco cosa ha detto a tal proposito la Vergine di Medjugorje: al momento della morte si lascia la terra in piena coscienza, quella che abbiamo ora. Al momento della morte si è coscienti della separazione dell'anima dal corpo. È sbagliato insegnare alla gente che si rinasce più volte e che l'anima passi in diversi corpi. Si nasce una volta sola e dopo la morte il corpo si decompone e non rivivrà più. Ogni uomo poi riceverà un corpo trasfigurato. Anche a chi ha fatto molto male durante la vita terrena può avere la possibilità di andare diritto in cielo se alla fine della vita si pente sinceramente dei suoi peccati, si confessa e si comunica. Oggi molti vanno all'inferno. Dio permette che i suoi figli soffrano nell'inferno perché hanno commesso colpe gravissime ed imperdonabili. Coloro che vanno all'inferno non hanno più possibilità di conoscere una sorte migliore. Le anime dei dannati non si pentono e continuano a rifiutare Dio e lo maledicono ancor più di quanto non facessero prima, quando erano sulla terra. Diventano parte dell'inferno e non vogliono essere liberate da quel luogo. La maggior parte degli uomini quando muore va in purgatorio, un numero pure molto grande va all'inferno, soltanto un piccolo numero di anime va direttamente in paradiso. Vi conviene rinunciare a tutto pur di essere portati direttamente in paradiso al momento della vostra morte. In purgatorio ci sono tante anime e tra queste anche persone consacrate a Dio. Pregate per loro, almeno 7 Pater, Ave e Gloria e il Credo, ve lo raccomando. Molte anime sono in purgatorio da molto tempo perché nessuno prega per loro. Nel purgatorio ci sono diversi livelli. I più bassi sono vicini all'inferno, mentre quelli elevati si avvicinano gradualmente al paradiso. Cari figli, vi invito caldamente a pregare ogni giorno per le anime del purgatorio. Ad ogni anima è necessaria la preghiera e la grazia per giungere a Dio e all'amore di Dio. Con questo anche voi, cari figli, ricevete nuovi intercessori che vi aiuteranno nella vita a capire che le cose della terra non sono importanti per voi, che solo il cielo è la meta a cui dovete tendere. Perciò, cari figli, pregate senza sosta affinché possiate aiutare voi stessi e anche gli altri, ai quali le preghiere porteranno la gioia. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.